Cari amici e amiche di Un Sorriso in Più Family, buongiorno. Sono Simone e sono qui per raccontarvi la rubrica settimanale sportiva. Partiamo con una grande notizia per i tifosi interisti. L'Inter questa settimana si è aggiudicata il titolo, la vittoria del campionato di Serie A con ben 4 giornate di anticipo. Questo è un obiettivo importantissimo che dopo 9 anni di scudetti consecutivi della Juventus riporta il trofeo a Milano. Vittoria meritata e conquistata grazie al lavoro di tutta la squadra e in particolare viene attribuito molto merito al mister Antonio Conte, il quale in questi ultimi 2 anni con l'Inter è riuscito a creare un bellissimo progetto che attraverso il lavoro e il sacrificio ha portato i frutti voluti. Eh, un ringraziamento particolare va anche al bomber della squadra, ovvero Romelu Lukaku, che con i suoi gol e assist è riuscito a trascinare l'Inter verso questo importante titolo. E niente, l'ultima partita con cui ha siglato la vittoria dello scudetto l'ha vinta per 2-0 contro il Crotone, e l'Atalanta, che invece si trova al momento nel secondo posto in classifica, ha pareggiato col Sassuolo e questo gli ha permesso di vincere il campionato con 4 giornate di anticipo. Sono stati molti festeggiamenti, molti ce ne saranno ancora e adesso che posso dire, interisti, godetevi questo bel momento perché è sicuramente un momento importante. Mentre per quanto riguarda le altre squadre, continua la lotta per la zona Champions, come quella per la zona retrocessione. In zona Champions il Milan è riuscito a vincere dopo le ultime 2 sconfitte, ha vinto per 2-0 contro il Benevento, grazie al rientro di Zlatan Ibrahimovic che è riuscito a trascinare la squadra e quindi ha permesso a tutti i giocatori di essere più spinti, più spronati e questo è stato utile per il Milan. Per quanto riguarda invece le altre squadre, la Juventus ha vinto per 2-1, anche lei grazie al suo trascinatore principale Cristiano Ronaldo, che nonostante non fosse in forma nelle ultime partite, è riuscito negli ultimi 10 minuti a ribaltare il punteggio, ovvero la Juventus stava perdendo 1-0 con l'Udinese e grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo è riuscita a vincere per 2-1 e a continuare la sua corsa per la Champions, obiettivo principale della Juventus, che non può permettersi passi falsi e deve assolutamente raggiungere la Champions League, dato che era abituata negli ultimi anni a vincere il campionato. Mentre le altre 2 squadre in lotta per la Champions League, ovvero Napoli e Atalanta, hanno pareggiato entrambe per 1-1, 2 partite molto combattute in cui probabilmente meritavano qualcosa, ma non sono riuscite ad andare oltre al pareggio e infatti adesso la classifica si è resa molto interessante e a breve ve la farò vedere. Ecco qua si può vedere la classifica per la zona Champions, che dopo i risultati dell'ultima giornata Atalanta, Juventus e Milan si trovano tutte a pari merito a 69 punti, Napoli a 67 e Lazio, che anche lei è ancora in corsa per il motivo che ha una partita in meno rispetto alle altre squadre, quindi può raggiungere il Napoli a quota 67 punti. Per quanto riguarda invece la zona retrocessione, la classifica non si è smossa di molto, se non solamente per il Cagliari, che con il pareggio ottenuto contro il Napoli ha guadagnato un ulteriore punto,
e si aspetta cosa farà il Torino, essendo che ha 2 partite in meno rispetto alle altre squadre. Concludo ora facendo ancora complimenti all'Inter e mandando un abbraccio a tutti i tifosi interisti che in questo momento saranno molto, ma molto felici, e per gli altri invece ci sarà ancora tutto da vivere questo finale di stagione per raggiungere l'obiettivo Champions. Questa è la foto emblematica che ritrae l'Inter campione d'Italia. Si tratta del 19° scudetto dell'Inter e, e ora non resta solo che goderselo. Con questo è tutto, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo settimana prossima al prossimo appuntamento della rubrica settimanale sportiva. Ciao a tutti.